Legnano punta a recuperare le sue aree dismesse. Nell'ultimo giorno del vecchio anno, l'amministrazione Radice ha pubblicato un avviso di avvio del procedimento per l'individuazione del patrimonio edilizio dismesso che rappresenta delle criticità. Criticità in merito a condizioni di salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che pregiudicano la sicurezza degli edifici, oppure inquinamento e degrado ambientale e urbanistico edilizio. A Legnano c'è soltanto l'imbarazzo della scelta, anche senza contare le grandi aree come Franco Tosio, Manifattura di Legnano, che sono dismesse da tempo, ci sono una miriade di piccoli edifici che potrebbero rientrare in questa categoria a rischio. L'obiettivo del comune di Legnano è quello di identificare quanti sono, quali sono, dove si trovano e quali sono le criticità. Da qui l'appello lanciato ai proprietari. C'è tempo fino alla fine del mese per stendere un elenco degli edifici a rischio, poi bisognerà partire sulla base della legge regionale per la rigenerazione urbana a capire come fare per restituire un futuro a tutte queste aree.